è in sé una manifestazione assolutamente condivisibile. Io sto ancora cercando una persona che non voglia riconoscere lo Stato di Palestina, d'accordo? Ma da qui a farne un ragionamento prettamente di parte politica, dimenticando ciò che accade, perché questo è diventata poi quella manifestazione, dimenticando ciò che è accaduto attraverso Hamas e gli atti terroristici da quella parte del mondo. Francamente, alle 11 di sera nei confronti dello Stato della Palestina, quando il sindaco si è, come dire, in modo estremamente valido si è reso protagonista di un percorso pacifista e di pace anche con Rondine, muovendo un canale di persone proprio dalle università a Rondine, alla scuola. Francamente adesso dire che questa amministrazione riconosca lo Stato di Palestina quando a votarle alla fine sia stata una frangia ben evidente della sinistra dell'amministrazione, mi dispiace, io non mi trovo d'accordo. Allora, il sottoscritto e il gruppo consigliare nostro ha sottoscritto la mozione che diceva due cose per sintesi. Auspichiamo il riconoscimento dello Stato di Israele e ovviamente di porre fine a questo eccidio, questa guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa era la mozione con incipit che ho fatto mettere io, che ricordo che c'è un principio che stabilisce due Stati, due popoli. Questo anche per mettere sullo stesso livello il tema. Il sottoscritto e il gruppo consigliare non ha ritirato la firma, perché l'atto politico sarebbe stato, se mi alzavo, dicevo, ritiro la firma. Noi l'abbiamo firmato, voglio dirlo a più di qualcuno della cosiddetta sinistra ideologica massimalista. Noi lo abbiamo mantenuto perché siamo coerenti a quella mozione. Ma quando il presentatore, il primo firmatario, che fa parte del Comitato Pro Palestina, no? Credo che l'abbia detto anche qui, no? Bene, usa la mia firma e quella del gruppo per un intervento radicale, ideologico e chiaramente dicendo che siamo dalla parte giusta della storia, non interpreta la mia firma, la violenta e la usa strumentalmente. E questo è il motivo per cui noi siamo usciti dall'aula e non abbiamo detto che non togliamo la firma. Siamo usciti perché è stata usata in maniera strumentale la mia firma, che aveva delle connotazioni, delle sensibilità rispetto a un tema condiviso, ovviamente diverse. E quindi voglio chiarire qui che noi non abbiamo spaccato niente, qualcun altro ha spaccato, in caso la maggioranza,